lezione. Ciao a tutti, buongiorno. Oggi, come avrete capito, parliamo del friulano. Il friulano è una lingua parlata in Friuli da più di 500.000 persone. È una lingua che viene parlata da moltissime persone, quindi, ma non da tutti gli abitanti della regione. Ad esempio, a Trieste e nella provincia di Trieste non si parla friulano, così come non lo si parla a Pordenone e nelle zone vicine, soprattutto a confine con il Veneto, però il friulano è una lingua molto diffusa in provincia di Udine, in buona parte della provincia di Pordenone e in buona parte della provincia di Gorizia. Per molte persone, soprattutto per le persone un po' più anziane, il friulano è la vera madrelingua, cioè la lingua che hanno parlato fin dall'infanzia e in famiglia, mentre l'italiano è stata la prima lingua straniera, per così dire, imparata a scuola, soprattutto se pensiamo a 80 o 70 anni fa, quando non era così diffusa ancora la radio oppure men che meno la televisione. Sicuramente conoscere qualche parola di friulano può essere utile per creare anche un buon rapporto con l'assistito e con le persone a lui vicine. I friulani sono sempre felici di sapere che altre persone al di fuori della regione imparano la loro lingua. Le prime parole più importanti sono naturalmente i saluti, quindi buondì per buongiorno, buine sere per buonasera, buine gnot quando andiamo a dormire, ma soprattutto il saluto più famoso è il famoso mandi, che si usa sia per salutarsi prima di andare via alla fine di un incontro, di un appuntamento, oppure si usa spesso anche per la strada, anche fra persone che non si conoscono, ma principalmente nei piccoli paesi è molto diffuso. Mandi è un saluto molto importante, anche perché significa ti lascio nelle mani di Dio, quindi è un bel augurio. Al saluto segue un preoccuparsi della salute, di come sta l'altra persona. E quindi se in italiano chiediamo come stai o come va, in friulano possiamo dire cemo statu, cemo vadie, cemo sotu. E la risposta potrà essere ben, benon, pulit, per dire bene, oppure ma insomma si ti rende nant, a noi mal, per uno stato un pochino sempre positivo ma non così buono. Oppure no ma se ben, soi plene di dolors. Questo si può sentire soprattutto fra le persone anziane che si lamentano per i dolori e gli acciacchi dell'età. A chi di voi ha già lavorato in altre regioni italiane, forse sarà capitato di notare che i friulani, anche quando parlano italiano, tendono ad usare delle parole o delle espressioni un po' strane, che sono in realtà dovute appunto all'influenza dell'uso del friulano. Per cui anche quando si parla in italiano, a volte si tende ad usare espressioni come un ninin, che significa un po', oppure si usa molto anche l'espressione vonde per dire basta. E infine un altro modo molto diffuso nell'italiano dei friulani è l'espressione ho combinato, che significa sono riuscito a risolvere un problema, piccolo o grande che sia. Ma soprattutto
una parola fondamentale per vivere bene in Friuli è capire cosa significa Thai. Un Thai di Quelbon è riferito al vino prodotto molto molto diffuso e molto amato in regione. Quindi quando qualcuno vi offre un Thaiut o un Thai, vuol dire che vi sta offrendo un bicchiere di vino. E chiaramente è sempre un bel segno di amicizia accettare. Ma qual è l'origine della lingua friulana? Beh, così come per l'italiano, anche la lingua di origine del friulano è il latino, in particolare il latino che si parlava nella zona di Aquileia, che in epoca romana era una città molto molto importante. Le influenze poi sono arrivate dalle lingue delle zone con cui la regione confina, quindi l'Austria, per cui il tedesco, e le lingue, varie lingue slave per la vicinanza chiaramente a Slovenia e Croazia e gli altri paesi slavofoni, quindi di lingue di origine slava. Alcuni esempi si possono trovare nel lessico, quindi ancora una volta nelle parole, per cui in alcune zone, ad esempio, la patata si chiama Kartoffele, dal tedesco Kartoffel, o il carciofo viene chiamato Artichook, dal tedesco sempre Artichoke, o in particolare le ciambelle, quindi quei dolci, un tipo particolare di dolci, viene chiamato kolac dallo sloveno e croato kolaci. Negli ultimi anni, a livello politico, il friulano ha assunto una grande importanza, un po' in risposta ai grandi fenomeni di globalizzazione. Le realtà locali, le amministrazioni, i comuni, le province e la regione hanno investito molto nel cercare di proteggere il friulano e quindi ora il friulano viene insegnato nelle scuole, dove non è comunque una materia obbligatoria ma è a libera scelta, e molto spesso vi sarà capitato di vedere per la strada i cartelli con le indicazioni stradali oppure nei luoghi pubblici come l'ospedale o gli uffici del comune, le scritte sia in italiano che in friulano. Il friulano poi, fin dal 1999, è stato riconosciuto come una vera e propria lingua da una legge nazionale e di questo sappiate che i friulani vanno sempre molto orgogliosi. Quindi, per evitare brutte figure, mai dire che il friulano è un dialetto. Bene, spero che questo video vi sia d'aiuto per capire un po' meglio la lingua e la realtà friulana. Allora adesso io vi saluto, mandi a tutti, stai ben e si vi odin la prossime volte. Mamma, mandi! Ah, mi raccomando, non dimenticatevi di compilare Google Moduli. Mandi!